Cercare casa online è facile, ma comprare casa è un'altra cosa. Al tuo fianco hai gli agenti immobiliari. Con la loro professionalità e competenza, comprare e vendere casa è semplice e sicuro. Ogni agente sa come dare il giusto valore al tuo sogno. Con noi il tuo domani inizia oggi. Agenti immobiliari, semplicemente di casa. FIAIP, Collegio Regionale del Friuli Venezia Giulia. Buon pomeriggio gentili amici e amiche, la visione all'ascolto, di nuovo in diretta con friulitv.net, seconda edizione con l'info giorno qui dalla redazione della destra tagliamento, per essere più precisi dal Friuli occidentale, dalla redazione di friulitv.net. Oggi siamo proprio in quel di Zoppola, dunque dalla nostra sede della provincia di Pordenone. Apriamo subito con l'aggiornamento per quanto riguarda la rapina che è venuta, anzi l'assalto bancomat che è venuto stanotte proprio qui a pochi passi dalla nostra sede all'ufficio postale, come vedete lo sportello dell'ATM fatto saltare in aria. Allora abbiamo le notizie di aggiornamento perché i danni ammontano per adesso a 40.000 euro. Avevamo detto nel corso dell'edizione di questa mattina, insomma, che nel servizio che i danni ammontavano a decine di migliaia di euro. Allora praticamente il conteggio dice 40.000 euro. Ancora in corso, va detto, la conta per quanto riguarda invece il contante prelevato. Il tutto è avvenuto intorno alle 4 di questa mattina, quando un boato ha svegliato la notte, il sonno, insomma, degli abitanti della galleria Quattrin, qui in via Pancera, in pieno centro a Zoppola. Praticamente l'accedio è stato usato acetilene, come potete vedere, insomma, le immagini si dice parlano da sole, con praticamente lo sportello ATM fatto saltare in aria, ma non solo, i danni si sono allargati in un'ala dell'ufficio postale. L'ufficio stesso è stato chiuso oggi per inagibilità e praticamente, come detto, i danni solo materiali sono calcolati in 40.000 euro. In corso chiaramente le ricerche da parte delle forze dell'ordine. Sul posto sono giunti i carabinieri della stazione di Fiume Veneto insieme ai colleghi del comando provinciale di Pordenone, sotto osservazione chiaramente le immagini di videosorveglianza sia della telecamera proprio piazzata all'esterno dello sportello, sia le altre telecamere nella zona, per cercare di risalire al mezzo e soprattutto alle persone che hanno operato. Chiaramente si tratta di professionisti. In pochi minuti, in circa 3 minuti, sono riusciti a dare a fare il più possibile e far perdere le tracce. Come detto, i danni sono ingenti, 40.000 euro la prima stima di danni per quanto riguarda questo assalto bancomat all'ufficio postale di Zoppola. Cambiamo argomento, torniamo in studio. Una lieta notizia che è giunta poco prima delle 12, perché è stato ritrovato sano e salvo un uomo disperso sulle Prealpi Giulia. Il servizio si è coperto con alcune foglie, persino con una mappa topografica, e atteso per 7 giorni e 7 notti, ferito e impossibilitato a muoversi per una frattura alla caviglia, con temperature rigidissime, che qualcuno venisse a salvarlo, a vegliare su di lui il suo cane. Protagonista della vicenda, un uomo di 33 anni di Trieste, che è stato tratto in salvo questa mattina nelle Prealpi Giulie, in una zona non servita da segnale per la telefonia. L'allarme è stato lanciato ieri dalla fidanzata, che segnalava il mancato rientro. L'uomo era partito per compiere una traversata trascorrendo le notti in varie casere e bivacchi, come fa ogni anno. I tecnici del soccorso alpino della stazione di Udine, imbarcati sull'elicottero della Protezione Civile, hanno perlustrato l'area della Val Venzonassa a partire da Casera Navis verso Forcella Tacia, ed è stato avvistato il disperso disteso a terra vicino alla pista forestale. Era ferito e policontuso ma cosciente. Accanto a lui il suo cagnolino Ash, un meticcio. Ha raccontato di essere scivolato per diversi metri in un canale, di essersi trascinato il più vicino possibile all'acqua del torrente per non morire di sete. Se sono vivo è anche grazie ad Ash, che mi ha fatto compagnia, le sue prime parole. L'uomo è stato ritrasportato in ospedale. Il cagnolino è stato preso in consegna dai soccorritori.
Parte la campagna vaccinale anche all'Università di Trieste e alla SIS, allora ILS chiaramente per gli over 55, per i docenti impegnati, il servizio. Sono circa 1200 gli under 55 che riceveranno tra oggi e domani la prima dose del vaccino AstraZeneca nell'ambito della campagna vaccinale avviata dall'Università di Trieste e dalla Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati per il personale accademico. Si tratta dell'80% degli aventi diritto. I numeri sono stati diffusi questa mattina in concomitanza con l'avvio delle somministrazioni a Catinara. In diversi, in fila ordinata, attendevano il loro turno davanti alle postazioni. Presente anche il rettore dell'Ateneo, Roberto Di Lenard. Con l'avvio della campagna vaccinale, ha spiegato, non cambia niente nei sistemi di sicurezza, continueremo tutti a utilizzare i DPI e i disinfettanti. Saremo solamente più sicuri e daremo un contributo importante alla sicurezza di tutta la popolazione. Il messaggio che deve passare, ha insistito il rettore, è che fino a quando tutti quelli che potranno non saranno vaccinati, la vigilanza deve essere massima e non invece quello che è la vaccinazione del singolo che permetterà di cambiare il modo di comportarsi. Secondo le previsioni e sulla base della circolare del Ministero della Salute, ha concluso il rettore, la prossima settimana o quella successiva potranno essere vaccinate oltre 700 persone tra i 55 e i 64 anni, che si aggiungono alle oltre 2400 dei corsi di medicina che avevamo già ricevuto la dose di Pfizer. Restiamo in tema perché secondo le nostre previsioni Friuli Venezia Giulia continuerà a restare in zona gialla. A comunicarlo il governatore della regione Massimiliano Fedriga. Come di consuetudine, spiega il Presidente, attendiamo nella giornata di domani dall'Istituto Superiore di Sanità l'indicazione settimanale sul colore delle regioni. Tuttavia, analizzando i dati in nostro possesso con gli esperti che fanno parte della task force sul monitoraggio della pandemia in Friuli Venezia Giulia, l'ipotesi che la nostra regione resti gialla è al momento confermata. E adesso parliamo di turismo. Federagit Confesercenti è il nuovo sindacato di categoria delle guide turistiche del Friuli Venezia Giulia. Abbiamo inserito nel nostro organico la Federagit per dare spazio, voce e per promuovere le guide turistiche del Friuli Venezia Giulia. Immediatamente questo neonato sindacato ha ottenuto più di 50 adesioni delle guide del Friuli Venezia Giulia. Le guide del Friuli Venezia Giulia sono molto importanti perché serviranno nel futuro a accompagnare e ad organizzare i percorsi turistici di chi visiterà la nostra regione. In particolare nel prossimo futuro, nell'immediato futuro, avranno il compito importante di promuovere il Friuli minore, quindi percorsi meno famosi ma che rappresentano molto bene il nostro territorio. Confesercenti ha dotato questo sindacato appena nato di un bollino di qualità, fornendo loro sia un corso di primo soccorso per sapersi ben comportare nell'accompagnare i gruppi di turisti, sia un percorso di approccio psicologico di buone pratiche per quello che riguarda il Covid-19. Cosa significa questo? Che le guide, oltre ad avere una capacità per quello che riguarda l'aspetto culturale dei siti archeologici, piuttosto che dei musei, piuttosto tutto ciò che riguarda l'aspetto artistico, avranno anche una competenza e una formazione molto importante per quello che riguarda la capacità di gestire i gruppi di turisti in Friuli Venezia Giulia. Andiamo a chiudere con un'ultima notizia. Sembra la soluzione più facile, in realtà apre la porta a dipendenze e al peggioramento dei sintomi. Contro l'ansia, le paure reiterate e continue da Covid-19, anche i nostri corregionali hanno pensato di rivolgersi agli antidepressivi, ansiolitici e psicofarmaci,
con un trend in crescita che preoccupa l'ordine degli psicologi del Friuli Venezia Giulia. Soprattutto gli under 40 sembrano fra i più colpiti da ansie e senso di isolamento e smarrimento. In media si stima che ogni giorno vengano consumate per 50 dosi di benzodiazepine per 1000 abitanti, poco meno le dosi di antidepressivi, 40 al giorno per 1000 abitanti. E con questa notizia chiudiamo qui l'edizione Giorno, che non è altro che la nostra seconda finestra informativa giornaliera. Vi diamo appuntamento nel corso del pomeriggio per infofriulitv.net, questa volta con un ospite intorno alle 16/16:30. Chiaramente gli aggiornamenti continueranno sulle nostre pagine social, anche attraverso il nostro sito. Se la cronaca lo richiederà, ci saranno delle finestre in edizione straordinaria per eventuali notizie dell'ultima ora di grave importanza. Per il momento è tutto, buon pomeriggio a tutti. Cercare casa online è facile, ma comprare casa è un'altra cosa. Al tuo fianco hai gli agenti immobiliari. Con la loro professionalità e competenza, comprare e vendere casa è semplice e sicuro. Ogni agente sa come dare il giusto valore al tuo sogno. Con noi il tuo domani inizia oggi. Agenti immobiliari, semplicemente di casa. FIAIP, Collegio Regionale del Friuli Venezia Giulia. Claudin, il nuovo locale alla moda, nato a Corbons, dove la tradizione, il servizio e la qualità si fonde in un unico progetto, Claudin. In via Friuli, incastonато lungo il viale d'accesso alla capitale del Coglio, aperto dal mercoledì al lunedì, il martedì si riposa dalle 7 alle 14 e dalle 17 alle 23. Claudin, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira Bird, Coglio e Quay. Sono Claudia Azzano, la titolare, e vi aspetto per le mie specialità. Cosa aspettate? Claudin, food, wine, music e sei in pole position. Artline Occhialeria, dal 1994 il vero artigianato italiano, un cuore totalmente friulano. Quando il Made in Italy è vero Made in Italy. Artline Occhialeria, a Forni di Sopra, www.artlineocchialeria.com. Legno Interni. Per la tua casa da più di 70 anni, qualità, cortesia e professionalità al tuo servizio. Porte interne, porte blindate, serramenti e accessori, parquet e pavimenti in legno, scale, soppalchi e molto altro ancora vi attendono presso la nostra vetrina espositiva di Via Brava 22, zona industriale Brava, a San Giovanni a Natisone, in provincia di Udine. Per maggiori informazioni visita il nostro sito www.legnointerni.com o passa a trovarci.